Ok del governo al protocollo per i campionati di calcio dilettantistico e giovanile, il documento predisposto dalla FIGC segue di pochi giorni le aperture alle attività contenute nell'ultimo DPCM. Un altro passo fondamentale per la ripresa delle nostre attività è stato compiuto, così ha commentato il presidente della Lega Nazionale Dilettanti Cosimo Sibilia. Le nostre richieste e le nostre indicazioni hanno trovato conferma nel protocollo federale con l'approvazione da parte del Comitato Tecnico Scientifico. Oggi è stato raggiunto un grande obiettivo verso la partenza definitiva della nuova stagione per giovani e dilettanti. In merito abbiamo sentito l'ingegnere Santino Lopresti, presidente della Lega Nazionale Dilettanti Sicilia. In Sicilia noi dobbiamo intanto ringraziare il presidente Musumeci, l'assessore al turismo Messina e l'assessore Razza, perché già con uno degli ultimi provvedimenti veramente delle ordinanze, quella del 13 giugno, il presidente della regione aveva aperto gli spot di contatto, come voi sapete, e successivamente il 18 di giugno l'assessore regionale al turismo, d'intesa con l'assessore regionale alla sanità, avevano emesso e dettato delle regole per poter, come dire, esercitare il gioco di contatto, tra cui diciamo anche quello del calcio, chiaramente, con la presenza negli spalti. Bene, ora tutto quindi c'è già la Sicilia è già avanti, diciamo, rispetto a quello che è avvenuto poi successivamente. Poi il DPCM di giorno 7, l'ultimo del Presidente del Consiglio, stabilisce che dal 1 settembre possa esserci il pubblico, tant'è che noi abbiamo fatto slittare il campionato, le coppe ad esempio di eccellenza e promozione, anziché farle partire il 30 di agosto, le abbiamo spostato di una settimana per mettere tutte le società in queste condizioni, in modo che dal giorno 6 si può giocare con la presenza di pubblico, ma che già dicevo, noi in Sicilia l'avevamo già scritte. Ieri è uscito il protocollo, questo protocollo che è, come dire, nella lettura che può apparire complesso, non è assolutamente complesso, perché poi riporta e si ricalca a quelle che erano già le regole, 10 regole diciamo fondamentali, quelle 5 del calcio, che bisogna rispettare in ognuno degli stati dove si vuole giocare. Quindi siamo contenti perché finalmente, così facendo, ecco, ora siamo nella condizione veramente di riprendere questo sport, fermo restando che dobbiamo sempre avere una cautela, perché vediamo quello che ogni giorno ci sono di contatti, quindi usare la mascherina, mantenere le distanza, igienizzarci, cioè fare queste regole, facciamole diventare, come dire, regole di normalità e non di anormalità, cioè non solo di emergenza. E quindi vediamo, io mi auguro che quando riparte, così come deve ripartire il calcio dilettantistico, vuol dire che un'altra pedina in più è stata aggiunta, diciamo, alla normalità di questa nazione nella ripresa dopo il Covid. Le società post-Covid, qual è il quadro, diciamo, sono andate via? No, abbiamo avuto un organico completo, quindi siamo soddisfatti dei numeri, vi sono state alcune incomprensioni perché alcune società non hanno compreso che il termine perentorio quest'anno è arrivato prima rispetto agli altri anni, quindi, però devo dire c'è una voglia invece di ripartire. Poi i bonus che sono arrivati sono stati, diciamo, accettati dalle società, so che sono arrivati dei bonus da parte del Ministero. Sono arrivati dal Ministero, intanto sono arrivati i bonus nostri, quelli della Federazione, della Lega Nazionale Dilettanti, del Comitato regionale che ha messo a disposizione delle risorse, della Regione che ha dato, diciamo, ha mantenuto fermi i contributi della legge 8, quindi devo dire insieme di cose che hanno favorito e che quindi ci poteva la rateizzazione dell'iscrizione, ecco, questo ha favorito, diciamo, anche il numero di società che sono, diciamo, per noi c'è un organico complesso, anzi siamo in overbooking in alcuni di questi.